Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo a Padova trasmettiamo la celebrazione dell'Eucarestia e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto al numero 205. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore, il Salvator, in Lui confido, non ho timor, in Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore, il Salvator, in Lui confido, non ho timor, in Lui confido, non ho timor. Siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Anche questa mattina, con umiltà e sincerità, per poter celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo il nostro peccato e affidiamo la nostra vita alla misericordia del Padre. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Oggi pomeriggio nel nostro santuario arriverà la staffetta diocesana di preghiera per la pace. E allora celebriamo questa Eucaristia per chiedere veramente il dono della pace e della giustizia nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nel mondo intero. O Dio, Tu hai rivelato che gli operatori di pace saranno chiamati i Tuoi figli. Concedi a noi di ricercare sempre quella giustizia che sola può garantire una pace stabile e autentica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?
siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Tu sei buono e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Alleluia, 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 alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegna all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? È la domanda che il Signore rivolge a ciascuno di noi oggi che abbiamo ascoltato questa sua parola. Il Signore Gesù ancora una volta viene a dirci e viene a proporsi a noi come colui che può portare veramente salvezza alla nostra vita, come colui che può portare la vera pace e la vera giustizia nella nostra vita. Gesù ci dice: volete una vita vissuta veramente nella pace? Volete una vita vissuta veramente nella giustizia? Cioè una vita vissuta nel modo giusto. Il Signore ci dice: io sono colui che vi insegna la strada
per arrivare a quanto desiderate nel profondo del vostro cuore. Addirittura l'ardire di dire: non ci sono altre strade che vi porteranno all'autentica pace e all'autentica vita giusta. Io sono l'unico e l'esclusivo che può insegnarvi la strada della verità. Io sono la via, la verità, la vita. Non io sono una via tra le altre, io sono una verità fra le altre, io sono una vita fra le tante che potete scegliere. No, io sono la via, la verità, la vita. Significa nessuno come me. Così il Signore si propone a noi. Ma lo professiamo continuamente anche quando partecipiamo all'Eucarestia. Ad esempio, prima di fare la comunione, proclamiamo quella triplice espressione di fede. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Solo tu, Signore, diciamo, sei capace di liberarci dal potere del peccato e della morte. Solo tu, Signore, ci hai donato la tua vita per liberarci dal male. Solo tu hai donato la tua vita per liberarci dalla possibilità di non essere giusti nella nostra vita. Solo tu puoi aiutarci a vivere veramente l'esperienza della pace vera, quella pace che tu hai vissuto e che sei venuta a consegnare lungo le strade del mondo. Anche San Paolo ha fatto questa esperienza. Io desidero fare il bene, la prima lettura di oggi, ma in realtà mi scopro anche capace di fare il male. Nella mia carne c'è il desiderio del bene, ma mi rendo conto che invece tante volte prevale il male. Chi mi libererà da questo corpo mortale? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. È Lui, il Signore morto e risorto, che ci libera, che ci dona la possibilità di una vita nuova, che ci dona la possibilità della vera giustizia e della vera pace. E allora abbiamo bisogno continuamente e umilmente di metterci alla sua sequela. Abbiamo bisogno continuamente di metterci in ascolto della sua parola, dei suoi insegnamenti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti, abbiamo pregato nel Salmo responsoriale. Perché tu, Signore, con la tua parola mi insegni il bene, mi insegni la giustizia, mi insegni il buono, mi insegni la verità, mi insegni il giusto modo di vivere la vita. E allora, Signore, abbiamo bisogno di imparare da te, sempre e comunque. Abbiamo bisogno di spogliarci della nostra superbia, del nostro spirito di autosufficienza e umilmente abbiamo bisogno di metterci alla tua scuola, perché senza di te nella nostra vita non scopriremo mai la vera pace e la vera giustizia. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te
perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto anche questo vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Lavalo, Signore. Purifica. Sorelle e fratelli, pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il beneficio di tutta la sua salute. Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della pace, che ti offriamo, o Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia fra tutti i tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito, In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. Cosa veramente buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Con ferma speranza attendiamo la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voci unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Consegnandosi volontariamente alla passione, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore.
proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di Anna Rosa e di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Desideriamo essere obbedienti alla parola del Salvatore. Desideriamo essere formati dal suo divino insegnamento. Ed è per questo che possiamo con sincerità pregare e dire, come Gesù, Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci dal male. Concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare al nostro peccato, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi anche oggi invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù, credo che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore e dalla tua Chiesa. Amen.
sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. Mi conduci dietro te sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli lassù, dove più limpida l'acqua per me, dove mi fai riposare. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. Anche fra le tenebre di un abisso oscuro, io non temo alcun male, perché tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. Preghiamo. O Padre, donaci lo spirito di carità, perché, nutriti dal corpo e dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Come dicevo prima, oggi pomeriggio alle 17:45 arriva nel nostro santuario, Chiesa Giubilare, la staffetta diocesana di preghiera per la pace. Un'iniziativa voluta dal nostro Vescovo Claudio, accogliendo l'appello di Papa Leone. Fino al 31 di ottobre questa staffetta raggiungerà un luogo giubilare della diocesi. Oggi arriva qui da noi, 17:45, preghiera del Rosario, meditato, celebrazione dell'Eucarestia e a seguire il canto del Vespro. E ora, prima della benedizione finale, al Signore, per intercessione di San Leopoldo, eleviamo la nostra preghiera che, come ogni venerdì, in questo nostro santuario va in favore di tutti i malati oncologici, di cui San Leopoldo, lo ricordiamo, è patrono. Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione
coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono al servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre competenza professionale con premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. San Leopoldo, patrono dei malati oncologici, tu che hai consolato coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria, fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca comunque sempre la gratitudine per la vita e la speranza che la salute possa ritornare. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, per l'intercessione di San Leopoldo su di voi, sulle vostre famiglie, su quanti sono stati in comunione di preghiera con noi attraverso la TV o i social, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate sempre l'amore di Dio con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. La resina è solo per chi vuole il meglio e con EmiPub trovi anche il prezzo migliore. Per capannoni, esercizi commerciali e abitazioni. Con EmiPub hai il prodotto migliore, 100% italiano e la posa è effettuata da esperti artigiani. Telefono 340 830 99 66. Chiama per un preventivo gratuito oppure visita il nostro sito www.emipub-resine.it. Solo alla Prix 2 offerte così, oltre 200 prodotti a prezzo bloccato o ribassato e tantissimi prodotti in 3x2 come mozzarella Granarolo a 66 centesimi al pezzo. Prix, fatti furbo, vieni Prix. I love you Prix. Amici, ben ritrovati dal vostro